Spettacolo puro, sembra di essere su un altro pianeta. Immersa in un ambiente lunare, con i suoi 3152 metri di quota, è la cima più alta di questo gigante dolomitico. Una via normale che molti definiscono accessibile, ma che quassù, dove l'aria si fa più sottile, richiede sempre il giusto rispetto. Benvenuti nel favoloso gruppo del Sella. Si parte dai 2239 metri del Passo Pordoi, situato sulla linea di confine fra Trentino e Veneto. Questo non è comunque solamente un meraviglioso valico alpino situato fra il gruppo del Sella e la Marmolada, ma una vera e propria leggenda per gli appassionati di ciclismo e quindi del Giro d'Italia, e legato indissolubilmente alle imprese di Fausto Coppi. Buongiorno. Tiracchia, può passare da 34 gradi a 8 gradi. Il giusto segnavia da seguire è il 627, con la piramide inconfondibile del Monte Antelao alle spalle, del Monte Pelmo, della Regina Marmolada. Per chi comunque volesse ridurre notevolmente il dislivello, può comunque scegliere l'opzione più comoda e semplice con la funivia che porta al SAS Pordoi, evitando quindi 700 metri circa di dislivello positivo. Noi, per fare un'escursione più completa, abbiamo deciso di partire ovviamente a piedi e di affrontare la ripida Forcella Pordoi. Per evitare il sovraffollamento che coincide con la riapertura della funivia, è consigliabile partire di buon'ora, verso le ore 6 del mattino, come abbiamo fatto noi. Aria frizzante, pungente, ma ci si scalda rapidamente. Ma se i ciclisti si sfidano a colpi di pedalate sui tornanti del passo, la nostra sfida di oggi sarà salire prima a Forcella Pordoi e poi successivamente alla cima del Pisboe. Sentiero ripido che non molla un istante, molto franoso, un passo avanti, quasi due indietro. Ci sei? Vorrei avere la macchinetta dei battiti, perché il cuore che va tum 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 tum. Ma perché ci sono io? No. Anzi, proprio no. Nemo! Vai. Stai per uccidere quello sbaglio.
è di 1 ora e 3 quarti il tempo necessario per raggiungere Forcella Pordoi e il rifugio omonimo. Ora siamo catapultati in un anfiteatro naturale dove domina la roccia pura, nessuna vegetazione, possiamo dire un vero spettacolo. Ora segna via 638B per sferrare l'attacco decisivo alla cima che ci separa di circa 300 metri di dislivello. Pronta? Proviamo. E prima di salire definitivamente in cima è bello passeggiare in totale sicurezza su questa pietraia con una panoramica che si estende su tutte le Dolomiti bellunesi: il Monte Civetta, il Monte Pelmo, l'Antelao, l'Averao, tutto il Passo Giao, la Storia de Formin, Croda da Lago. Meraviglioso, signori. Qui la pendenza aumenta di colpo e in alcuni punti troviamo delle corde metalliche per aiutarci nella progressione. Nulla di irreprensibile per chi è già abituato ai sentieri di alta montagna, ma la via normale non va comunque sottovalutata. Passo fermo, assenza di vertigini sono requisiti fondamentali. Allora? Basta. Voglio vedere andare giù io. È stata impegnativa secondo te? Sì. Però non so se c'è anche l'altitudine che comunque ti fa sentire di più a fatica, non lo so. Non lo so. Comunque mi sono dimenticata cosa vuol dire andare tanto in salita. E sono i 3152 metri di Capanna Fassa e di cima Pisboe, da cui si domina letteralmente tutto il mondo dolomitico, dal Sassolungo al Sassopiatto, alla Marmolada, al gruppo delle Tofane, al Pelmo, alla Civetta, qualcosa di straordinario. Ogni sforzo è ampiamente ripagato. Giornata perfetta, signori.
Abbandoniamo Capanna Fassa e quindi il rifugio Boé e lo facciamo attraverso questo sentiero molto ripido, franoso e detritico, dove bisogna prestare comunque la dovuta attenzione. Segnavia 638 in direzione rifugio Boé per un interessante anello escursionistico. Bisogna considerare comunque che per raggiungere Capanna Fassa da Forcella a Pordoi ci si impiega un'oretta di cammino, poco più poco meno. Portarsi una bella giacca, un piumino, perché qua sopra che è da giassarsi, c'è da ghiacciarsi letteralmente. Quello che stiamo affrontando è un altro breve tratto attrezzato, facilitato da queste funi metalliche e da queste scalette che ne facilitano la discesa. Non so se ridere o se sigare. Non so più andare. Roccia, solo ed esclusivamente roccia, un filo d'erba manco a pagarlo. Spettacolo puro, sembra di essere su un altro pianeta. Oppala! C'è chi lo descrive come una fortezza di roccia scolpita nel tempo, che cambia volto ad ogni versante, e chi lo vede come un'isola maestosa sospesa verso il cielo. Una cosa è certa, il gruppo del Sella regala uno dei panorami più straordinari di tutte le Dolomiti. Al Piz Boé. Ci lasciamo alle spalle anche i 2871 metri del rifugio Boé, dopo una meritata sosta golosa, e diamo inizio così a quest'ultima parte di questo meraviglioso anello escursionistico. L'azzurro che contrasta con questo grigio bianco della Dolomia è qualcosa che non ci sono parole per poterlo descrivere, è qualcosa di altamente spettacolare.
E se le protagoniste della fase di andata erano tutte le Dolomiti Bellunesi, in questa seconda parte le protagoniste sono tutte le Dolomiti Fassane, dal gruppo del Catinaccio, i Denti di Terrarossa, il Sassopiatto e il Sassolungo. Nel nostro canale comunque potete trovare interessanti anelli escursionistici dedicati proprio a questa zona, che valgono assolutamente la pena di essere messi in considerazione per questa estate. Per completare il nostro anello, dal rifugio Boé tagliamo nuovamente l'altopiano attraverso un sentiero d'alta quota ghiaioso e roccioso, ma sempre ben assicurato, e ci dirigiamo nuovamente al rifugio Forcella Pordoi. Da qui in pochi minuti risaliamo verso la stazione a monte della funivia del Sas Pordoi ed ammirare per l'ultima volta una panoramica sulla Regina Marmolada e le Dolomiti Bellunesi. Di questa giornata semplicemente indimenticabile. Dopo l'ultima fatica della giornata attraverso il segnavia 627A, una volta raggiunto nuovamente Forcella Pordoi, ci siamo allungati fino al rifugio Maria per prendere la funivia che ci ha condotto a valle alla modesta somma di 18 euro a persona. Vedete voi se nella fase di rientro volete risparmiare le ginocchia o un rene. Comunque sia, il Piz Boé si conferma una meta imperdibile. Il consiglio che vi do è che salite alla cima sia da un versante che dall'altro, le cose non cambiano di molto. Serve comunque assenza di vertigini e passo sicuro, perché sebbene siano entrambi i versanti assicurati di cavetto metallico, qualcuno che non è avvezzo all'alta montagna potrebbe comunque andare in difficoltà. Per quanto riguarda invece un'altra cosa importante è di partire presto il mattino, perché altrimenti vi ritroverete in mezzo a una ressa, proprio sarete sommersi da una valanga di persone a capanna fassa e non potrete quindi godervi appieno lo spettacolo che vi attende. Noi vi ringraziamo come sempre di averci accompagnato anche in questa nuova escursione, e se il video vi è piaciuto noi vi diamo appuntamento al prossimo orizzonte. Un saluto!